Buonasera ad Anna Franchino, ben ritrovati con una nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura, come di consueto, parliamo del bollettino regionale sul coronavirus. Le persone risultate positive ad oggi sono 1143, 3 in più rispetto a ieri, ma ci sono anche 2 deceduti. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 49.196 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.143, 3 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 48.053. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 37 in reparto, 1 in rianimazione, 45 in isolamento domiciliare, 102 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 9 in reparto, 224 in isolamento domiciliare, 198 guariti e 34 deceduti. A Reggio Calabria 8 in reparto, 1 in rianimazione, 117 in isolamento domiciliare, 127 guariti e 17 deceduti. A Crotone 5 in reparto, 28 in isolamento domiciliare, 74 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 49 in isolamento domiciliare, 23 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Nel numero dei casi testati attraverso tampone sono compresi 2.387 riferiti ai rientranti presso la propria residenza. Rientri positivi 1 a Catanzaro e 2 a Vibo. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono ad oggi 10.116, così distribuiti: Cosenza 2.155, Crotone 2.459, a Catanzaro 2.400, a Vibo Valentia 665 e a Reggio Calabria 2.437. Dall'ultima rivelazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria provenienti da zone a rischio e hanno comunicato il rientro alla residenza sono 432. Quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 128, per un totale di 560. Nel conteggio sono compresi anche 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. E torniamo sul caso dei tamponi, perché i 5 Stelle chiedono le dimissioni del direttore generale Belcastro e dei dirigenti dell'ASP di Cosenza. Intanto il commissario Zuccatelli ribadisce che l'unico problema è legato alla carenza dei reagenti. Monta la polemica sul caso tamponi. I parlamentari 5 Stelle rincarano la dose e chiedono le dimissioni del direttore generale del Dipartimento Salute Belcastro, del commissario Zuccatelli e dei dirigenti dell'ASP di Cosenza per il gravissimo disordine, sottolineano i pentastellati, sulla gestione dei tamponi in Calabria. Intanto il commissario Zuccatelli ribadisce che l'unico problema è legato alla carenza di reagenti. Noi abbiamo avuto un problema che non è solo dell'ASP di Cosenza, non è solo della Regione Calabria, non è solo del nostro paese, ma è un problema mondiale, europeo, nazionale, che riguarda la difficoltà nel reperire i reagenti per analizzare i tamponi. Questo problema ha creato un intasamento nelle 4 microbiologie della Regione Calabria. Noi abbiamo effettuato circa 1.700-1.800 tamponi di cittadini calabresi che sono ritornati in Calabria dopo la liberalizzazione del decreto nazionale e dell'ordinanza della Santelli. Questi tamponi sono stati esaminati entro le 48 ore, quindi tranquillizzo tutti i cittadini che sono stati sottoposti a questa analisi che è un po' anche fastidiosa, e 1.000 di questi tamponi già sono stati esaminati con 2 soli positivi per fortuna, gli altri sono già stati esaminati e avremo risultati tra stasera e domani, ma il risultato penso che sarà perfettamente sovrapponibile rispetto ai 1.000 che sono già stati esaminati. Non c'è nessun problema tamponi, è tutta panna montata come la chiamo io, non c'è nessun elemento sostanziale.
Parliamo invece adesso del decreto rilancio che non ha ancora fatto breccia fra i cittadini. A prima vista non convincono le misure contenute nel provvedimento presentato ieri dal Premier Conte, che ha assicurato celerità nell'erogazione dei sostegni economici. Il vostro grido di allarme, le vostre segnalazioni non ci sono mai sfuggite. Il Premier Conte presenta il decreto rilancio, strategie e misure che dovrebbero servire a far ripartire il Paese alle prese con la fase 2 e con un'economia in ginocchio in diversi settori. In una città assolata e più deserta che mai, il messaggio del Presidente del Consiglio sembra essere caduto nel vuoto e chi lo ha compreso ne critica i contenuti. Ci sono alcune cose che riguardano l'urgenza e questo sicuramente avrebbe dovuto far parte di un decreto legge. Ma ci sono tante altre cose che riguardano l'impostazione generale dello Stato e una progettualità futura che avrebbe meritato sicuramente un passaggio più approfondito a livello legislativo, con coinvolgimento di tutte le categorie interessate, e quindi questo secondo me è risultato un provvedimento frutto di un miscuglio di varie cose che a mio avviso probabilmente non saranno efficaci. La critica che i cittadini muovono più spesso riguarda la lentezza nell'erogazione dei sostegni economici. Il bonus da 600 euro, ad esempio, che per molti è stato l'unica ancora di salvezza, si è fatto attendere troppo a lungo. Questa volta arriveranno subito, perché semplicemente verranno erogati a chi ne ha già beneficiato. Abbiamo già le anagrafe personali. Meno male che almeno per un mese ci hanno dato questi 600 euro, se no non potevamo andare avanti, perché comunque la gente non poteva camminare e i giornali non si sono venduti ugualmente, anche se siamo stati aperti. Però purtroppo non si poteva camminare e diciamo che è stato anche un controsenso. Nel decreto rilancio sono inserite diverse misure per famiglie in difficoltà, come il reddito di emergenza, e viene prorogata da 2 a 4 mesi la sospensione delle misure di condizionalità per i percettori del reddito di cittadinanza, che non dovranno recarsi nei centri per l'impiego per eventuali offerte di lavoro. Credo che sia una cosa sensata, visto che la situazione non è più come era prima. È giusto che in qualche modo ci si riprenda e si stabilisca un pochettino un ordine più naturale, diciamo. Lei fino a che mese potrà usufruire del reddito? Fino ad ottobre, poi scade, secondo la vecchia legge, poi non so, non ho conoscenza se è cambiato qualcosa, ci dovrebbe essere un periodo di 6 mesi di interruzione e poi dopo si dovrebbe riprendere. E a proposito delle attività commerciali, è disponibile sul sito del Comune di Cosenza la modulistica predisposta dall'assessorato alla crescita economica urbana e attività economiche e produttive, guidato proprio da Loredana Pastore, per gli esercenti che intendono richiedere l'ampliamento gratuito dello spazio loro destinato come occupazione di suolo pubblico con tavolini e sedie, una possibilità contemplata ufficialmente nel decreto rilancio varato ieri dal governo, ma già annunciato nelle scorse settimane dagli amministratori di Palazzo dei Bruzzi, per ripartire e uscire dalla crisi causata dall'emergenza Covid-19, la possibilità di utilizzare gratuitamente ulteriore spazio pubblico per i prossimi mesi in proporzione alle superfici esistenti. La richiesta andrà indirizzata al Comune di Cosenza, potrà essere inoltrata all'indirizzo PEC dell'ente Comune di Cosenza @superpec.eu. Alla richiesta dovrà essere allegato un progetto relativo all'ampliamento degli spazi, contenente anche la disposizione dei tavolini e delle sedie. La modulistica potrà essere scaricata direttamente dalla home page del sito del Comune nella sezione dedicata alle informazioni sull'emergenza del coronavirus. E ora restiamo a Cosenza, parliamo sempre di un progetto che riguarda il Comune di Palazzo dei Bruzzi, che mette a punto un prototipo di visiera in plexiglass da regalare gratuitamente ai cittadini. Al momento ne sono state realizzate un centinaio grazie ad una stampante in 3D. Realizzare alcuni dispositivi di protezione individuale attraverso il funzionamento della stampante 3D. Da oggi si può. C'è riuscito il Fab City del Comune di Cosenza. Vediamo di cosa si tratta. Noi da circa un mese abbiamo realizzato all'interno del Fab City del Comune di Cosenza delle visiere protettive, che sono dispositivi di protezione individuali. Abbiamo la possibilità di distribuirle gratuitamente alla comunità. In realtà l'iniziativa delle visiere rientra in un percorso datato da circa 2 anni, quando ho avuto
la delega alle strategie attive per il lavoro del Comune di Cosenza. In quel preciso momento storico si partiva in realtà da zero, partivamo da zero, senza neanche gli uffici, senza risorse finanziarie, però avevamo ben in mente qual era, diciamo, il principio e le idee da seguire. Intanto era quello di creare e di fare rete. Fare rete in Calabria è difficilissimo lo è ancora di più in un ambiente pubblico, in una struttura pubblica, in un sistema pubblico. Le direttrici erano due: da un lato era quello di come dire, erogare servizi di formazione, informazioni, orientamento sul lavoro, nel mondo del lavoro al cittadino, stipulando una serie di convenzioni col centro per l'impiego, accreditandoci con invitati. E dall'altro, che era quello più stimolante e secondo me più importante, era quello di puntare sulla innovazione, perché il cambiamento deriva dall'innovazione. Nel momento in cui ci siamo trovati di fronte a questa tragedia del Covid, noi in realtà eravamo già avanti e abbiamo avuto la possibilità, attraverso le stampanti 3D, di realizzare, di progettare e realizzare queste visiere, che è questo prototipo qua. Il 18 aprile, essendo noi un ente pubblico, ne abbiamo mandato un prototipo, una visiera, l'abbiamo fatta reperire alla Protezione Civile regionale. Purtroppo a distanza di 25 giorni non abbiamo avuto alcuna risposta né altre indicazioni in merito. Abbiamo la possibilità di distribuirle gratuitamente ai cittadini, considerato che anche con l'ultimo DPCM del governo le visiere probabilmente saranno obbligatorie. Attraverso un autofinanziamento ne abbiamo prodotto adesso 100, se vengono validate abbiamo ancora la capacità di produrre circa 1000 visiere che distribuiremo gratuitamente. Poi, se saremo in grado di cercare di riuscire a creare un circuito anche attraverso una raccolta di fondi minimale, secondo me abbiamo l'ambizione di distribuirli a tantissime persone. E si entra nel vivo nella cosiddetta fase 2, priorità alla sicurezza dei lavoratori. Oggi siamo andati nello stabilimento della GIAS a Mongrassano, un'azienda storica, leader nel settore dei surgelati. Siamo all'interno dello stabilimento della GIAS a Mongrassano, nel Cosentino, l'azienda che produce surgelati e che porta la Calabria nel mondo. Pasta e cereali in un'area dell'azienda vengono lavorati, accanto le celle frigorifere, altra zona dedicata ai sughi pronti. Qui il lavoro è stato per lo più automatizzato. Gli addetti, come vedete, rispettano le distanze di sicurezza, indossano camice, cuffia, guanti e maschere con filtri particolari. La fase 2 parte con l'investimento sulla protezione individuale dei lavoratori in un'impresa che mediamente conta 300 dipendenti. Sostanzialmente noi abbiamo già delle norme di sicurezza proprio per il settore che rispettiamo da anni e ci adeguiamo sempre di più. In questo momento, più che il costo, che è stato sicuramente ingente, quello che abbiamo, diciamo, sostenuto con grande preoccupazione è stato il reperimento dei DPI, quindi delle mascherine piuttosto che di tutti gli strumenti necessari in questo momento a contenere ancora di più il contagio. Proprio per questo abbiamo dovuto contingentare ancora di più la presenza della forza lavoro e in alcuni momenti chiudendo proprio dei reparti. Vi dico anche che questa azienda è una delle aziende leader nell'esportazione. Voi esportate negli Stati Uniti e in Francia, per dire soltanto sì, uno in dei Europa paesi in generale, negli Stati d'Europa. Uniti e comunque sia nella parte del mondo occidentale. La domanda che le volevo fare è questa, però: questa crisi ha influito sul lavoro? Voi avete attuato la cassa integrazione? Beh, certamente ha influito, perché tutto quest'anno orribilis da dimenticare, con la chiusura di tutto quello che è la ristorazione, tutto il mondo che ruota intorno alle mense e alla ristorazione, costringe anche noi a ridurre produzioni, esportazioni e fatturato, a contrarre quindi anche il lavoro. Voi avete dovuto rivoluzionare la vostra azienda per adeguarla alle normative di sicurezza? In effetti, dice bene, la nostra è un'industria di grandi dimensioni alimentare che lavora con processo continuo. Questo vuol dire la gestione di grandissimi flussi di materiali, ma soprattutto di persone.
L'analisi che abbiamo fatto, che è stata sintetizzata nel protocollo anti-Covid, si è basata sull'analisi puntuale di ogni lavoratore che entra qui dentro, da tutte le fasi in cui entra in stabilimento, transita, presta le sue prestazioni. Questo ha comportato un documento estremamente puntuale, estremamente complesso, applicato poi in pratica negli uffici e nei reparti con tutta una serie di panillature visive che accompagnano l'operatore a meglio gestire tutte le strutture e gli impiantisti che abbiamo messo in atto per poter lavorare in condizioni di sicurezza ottimali. Una buona notizia adesso per la nostra regione, perché ci sono 3 nuove bandiere blu, riconoscimento per l'acqua pulita a Rocca Imperiale, Tropea e Siderno. In Italia in totale sono 12 le località premiate nel 2020. Vediamo il nostro servizio e poi ascoltiamo la soddisfazione del sindaco di Rocca Imperiale in provincia di Cosenza. L'ambita bandiera blu, sinonimo di mare cristallino, riconoscimento quest'anno per 3 località calabresi: Rocca Imperiale in provincia di Cosenza, Tropea in provincia di Vibo Valentia e Siderno in provincia di Reggio Calabria. La nostra regione dunque tocca quota 14. I nuovi riconoscimenti vanno ad aggiungersi a Soverato e Sellia Marina in provincia di Catanzaro, Roseto Capospulico Trebisacce, San Nicola Arcella Praia Mare e Tortora in provincia di Cosenza, Cirò e Melissa in provincia di Crotone, Roccella Ionica in provincia di Reggio Calabria, località quest'ultima che mantiene da ben 18 anni un vero e proprio record, lo status di bandiera blu. Non ci sono uscite. In totale i comuni italiani che hanno ottenuto la bandiera blu sono 195 rispetto ai 183 dello scorso anno. In tutta la penisola si contano 12 nuovi ingressi. Va ricordato che le bandiere blu sono attribuite ogni anno dalla ONG internazionale FP, la quale si basa sui prelievi delle ARPA, le agenzie ambientali delle regioni. Quest'anno, nel 2020, caratterizzato dalla pandemia, la bandiera blu assume un significato e una valenza anticrisi. Tra le regole di distanziamento sociale in spiaggia, l'organizzazione dei lidi, il bonus vacanze per incentivare le famiglie, la limitazione degli spostamenti costretti a trascorrere le ferie nel bel paese, gli italiani e chissà i calabresi riscopriranno le proprie spiagge. La bandiera blu sarà un incentivo al turismo in una stagione anomala dove resta la certezza di un mare che il virus non ha violato. Una bella giornata e soprattutto è una bella giornata penso per la Calabria, perché in ogni caso viene premiato un comune di frontiera, il primo comune dell'Alto Ionio, a confine con la Basilicata, ma premia soprattutto il lavoro di questi anni, premia il grande impegno per la differenziata, il grande impegno per un nuovo lungomare, il grande impegno per le piste ciclabili. Rocca Imperiale non è l'unica, certificazione di qualità che trattiene, siamo stati anche riconosciuti tra i borghi più belli d'Italia. Quindi un bel borgo, un bel lungomare, ottima differenziata, spiagge libere ma anche attrezzate. Ci sono tutte le condizioni per costruire, per iniziare a ripartire dopo la stagione del Covid, e anche in questo caso Rocca Imperiale è riuscita a conservare 0 contagi. Questo è un fatto significativo e assolutamente di primissimo piano. Quindi in questa direzione siamo particolarmente soddisfatti per noi e per tutti i comuni calabresi che hanno colto questo importante risultato. La Calabria può essere complessivamente orgogliosa. Io sono particolarmente fiducioso, non a caso noi stiamo mettendo in atto una serie di iniziative che garantiranno le attività, più spazi liberi anche in ossequio a quello che ovviamente è stato stabilito e sancito nel decreto. Siamo convinti che si può ripartire e si deve ripartire con tanta fiducia e attenzione, però in questa direzione non dobbiamo abbassare la guardia, è necessario mettere in campo iniziative che consentano maggiori tamponi e allo stesso tempo assicurarsi il distanziamento. Adesso parliamo di una nuova app, nasce Cibili, uno strumento digitale che offre alle attività di ristorazione e ai lidi balneari per gestire menù e vendite online. Ce ne parla Giuseppe Naccarato, amministratore unico di Altrama Italia.
Ieri l'INAIL ha pubblicato le linee guida relative alla riapertura per tutto il mondo della ristorazione e gli stabilimenti balneari. In pratica tutti i menù diventano in formato digitale, i pagamenti dovranno essere gestiti in maniera elettronica, gli ordini all'interno dei ristoranti, degli stabilimenti sono preferiti in maniera digitale. Cibilo è tutto questo, mette assieme quindi sia la possibilità di avere un menù consultabile da casa all'interno della struttura, all'interno del locale, quindi eliminando il cartaceo e il contatto con la carta, oppure farlo diventare un vero e proprio e-commerce, quindi tutti i ristoranti potranno ricevere ordini e quindi scegliere se consegnare a casa oppure ritirare tutto presso il negozio, o addirittura, ad esempio, siamo in spiaggia sotto l'ombrellone, possiamo fare il nostro ordine e ricevere tutto direttamente, comodamente seduti sulla nostra sdraio. È la soluzione più economica presente sul mercato, è sicura, gestisce i pagamenti in maniera elettronica e pratica con tutti i sistemi di pagamento digitali. Tutte le informazioni sono presenti sul sito internet www.cibilio.it. E adesso parliamo di cronaca con una notizia che arriva da Locri, dove i carabinieri hanno sequestrato la cartella clinica di un uomo di 55 anni di San Luca, morto per un infarto mentre era in attesa di essere visitato al pronto soccorso dell'ospedale di Locri. Si presume si sia trattato di un caso di malasanità, ecco perché la Procura ha deciso di aprire un fascicolo per vederci chiaro proprio su questa vicenda e accertare eventuali responsabilità. L'uomo sarebbe giunto nel nosocomio cittadino lamentando dolori al petto e l'ipotesi più accreditata è che non ci sia stata una tempestiva valutazione del caso. Saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire cosa è realmente accaduto. Intanto il sostituto procuratore Marzia Currao ha disposto il sequestro della cartella clinica e della salma dell'uomo, operaio dell'azienda regionale Calabria Verde. Ora la cronaca ci porta a Platì, dove i carabinieri hanno trovato un fucile nascosto dentro un ovile. Sono scattate le manette per un bracciante agricolo. Un fucile, come potete vedere da queste immagini, abilmente occultato in un tubo di ceramica all'interno di un ovile, è stato scoperto e sequestrato a Platì dai carabinieri della compagnia di Locri. Oltre al fucile sono state scoperte 30 cartucce calibro 36. L'ovile si trova in contrada Salice ed è di proprietà di un 64enne che è stato arrestato. In attesa della convalida del provvedimento, l'uomo è stato posto ai domiciliari. Nelle vicinanze del punto in cui sono stati scoperti fucile e munizioni, i militari dell'Arma hanno anche trovato 30.000 euro in banconote di diverso taglio. L'uomo dovrà quindi giustificare, oltre alla presenza dell'arma e delle munizioni, anche quella del contante. Il rinvenimento del fucile non è certo una novità, ma negli ultimi tempi nell'entroterra della Locride molte armi sono state scoperte, ben occultate e in punti che solo chi aveva la disponibilità dei luoghi poteva ben conoscere. Continue sono infatti le ricerche cicliche dei carabinieri sul territorio, le perquisizioni domiciliari e i controlli anche in zone impervie, dove spesso i risultati non mancano. Le attività di questo tipo hanno evidentemente finalità preventive e di indebolimento delle possibilità di rifornimento e cessione di armi. Ed ora ci spostiamo a Rende, dove salvo intoppi la prossima primavera sorgerà il Parco dei Nonni all'interno di un'area dedicata nel Parco Robinson, un progetto voluto dalla terra di Piero. Sarà un parco dove saranno presenti sia dei giochi dedicati ai bambini e sia dei giochi, attrezzature, chiamiamoli così, che permetteranno ai nonni di fare un esercizio soft. La prima pietra è stata posta per realizzare uno spazio pubblico unico in Italia, il Parco dei Nonni. L'idea è quella di dare la possibilità agli anziani di usufruire del diritto al gioco e di farlo assieme ai loro nipotini in un'area attrezzata, sia con giochi ideati apposta per persone mature che con i classici giochi per bambini. Il parco sorgerà nello spazio adiacente l'anfiteatro nel Parco Robinson di Rende e sarà dotato di giochi pensati per le attività motorie di anziani e bambini. L'idea
nasce in collaborazione con l'amministrazione comunale e con i ragazzi della terra di Piero. Noi speriamo di poterlo fare in un anno e già sarebbe una cosa grandissima, perché qua lo vedete non è proprio messo benissimo il Parco Robinson, però noi siamo convinti di potercela fare, sperando che finisca la storia del coronavirus, perché comunque è una cosa che allungherebbe i tempi. Noi siamo pronti come sempre, perché abbiamo una grande rete di volontari, abbiamo degli architetti meravigliosi che stanno già facendo il progetto, quindi saremo pronti, speriamo di poterlo inaugurare per la primavera prossima. È un segnale per anche dire che è il luogo dell'aggregazione, è il luogo dove ci saranno gli eventi, è il luogo dove si farà anche teatro, ci saranno interventi importanti anche legati proprio alla sistemazione dello stesso anfiteatro, che verrà aumentato come numero di posti, verrà riqualificata tutta questa zona, ci sarà un ingresso dedicato proprio per queste attività. È un completamento di quello che noi pensiamo diventerà il Parco Robinson, un luogo davvero di forte attrattiva. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Nel corso della giornata di giovedì sulla nostra regione si raggiungerà l'apice di questa ondata di caldo africana. Come anticipato precedentemente, l'arrivo di masse d'aria particolarmente calde causeranno un ulteriore rialzo delle temperature, in particolare sui versanti tirrenici ed interni, attivate in risposta per persistenza di un'area di bassa pressione sulla penisola iberica, bloccata nella sua evoluzione verso levante dalla presenza di un robusto promontorio anticiclonico di matrice africana sul Mediterraneo centrale. Da segnalare che le temperature resteranno al di sopra delle medie stagionali ancora per diversi giorni, sebbene un momentaneo parziale calo è previsto nella giornata di venerdì. Domani cielo per lo più velato, offuscato per il passaggio di nuvolosità alta e stratiforme, temperature in calo di alcuni gradi. Passiamo a mari e venti, domani mari mossi con venti che ispireranno dai quadranti occidentali sul Mar Tirreno e dai quadranti meridionali sul Mar Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.